E quello che ho avuto, l'ho avuto per legittimazione popolare e mai per scelte calate dall'alto. Non conosco viaggi di piacere col denaro pubblico, non conosco voli di Stato, non conosco auto blu a tempo determinato o indeterminato, non ho figli da sistemare perché ne ho 3, tutti e 3 disoccupati, e sanno che resteranno tali fino a quando non troveranno la forza per collocarsi. Ho servito la politica e non mi sono servito della politica, non ho mai cambiato casacca. Tutto questo è una storia di rinunce e di sacrifici che mi consente di dire davanti al popolo siciliano che io difendo la funzione e l'importanza e il ruolo dell'ente intermedio. Qualcuno venga a sostenere il contrario, che non ne abbia il titolo per farlo. Sentiamo, nel corso del dibattito. Mi venga a dire qualcuno, a me che la provincia non serve, a me deve venire a dire. Qui, e deve anche dimostrare perché. Cialtroni, alcuni personaggi che pensano di potersi ritagliare un ruolo. In Sicilia, grazie alla determinazione del Movimento 5 Stelle, siamo riusciti ad ottenere una vittoria storica. Abbiamo trasformato le province in liberi consorzi comuni, abbiamo finalmente scritto la parola fine alle elezioni provinciali. Da oggi in Sicilia, per le province, non si vota più. La vera soddisfazione di sopprimere non le province, perché è una bugia, la provincia non viene soppressa, di sopprimere gli organi democratici di rappresentanza dei liberi consorzi, perché questo stiamo facendo, non stiamo sopprimendo le province, non stiamo sopprimendo i liberi consorzi, stiamo solo sopprimendo gli organi democratici. Viva la democrazia! Ecco, questa soddisfazione credo che vada ascritta al gruppo 5 Stelle, a ognuno il proprio merito o il proprio demerito, dipende dal punto di vista. Da oggi in Sicilia, per le province, non si vota più.